Allora coach, prima storica vittoria in Serie B per il Guerriero, diciamo che è stata una prova molto concreta, soprattutto anche in difesa, e abbiamo dominato a rimbalzo una squadra molto strutturata come Mestre. Sì, perfetto tutto quanto. Abbiamo giocato benissimo i primi due quarti, abbiamo finito il primo tempo a 47 punti, che sinceramente era il bottino più alto che abbiamo fatto nei primi tempi di tutte le partite che io sono qua, e speravo di tenere un po' più in difesa perché abbiamo subito 43 punti e lì secondo me abbiamo ceduto un po', meritavamo di essere sopra di un po' di più di punti, però loro hanno tirato con percentuali super nel primo tempo da 3 punti e spesso con le mani in faccia, quindi veramente una bella squadra loro e hanno giocato veramente bene. E ho avuto un po' di paura all'inizio del terzo quarto quando ci siamo un po' disuniti perché paura, non lo so cosa è successo. Abbiamo segnato solo 4 punti in 8 minuti, dopo mister Cassolato per fortuna alla fine ci ha illuminato con quei 4 punti in 8 secondi mi sembra alla fine, e lì abbiamo tenuto botta. Lì ci ha dato una spinta ulteriore perché eravamo stanchi, ho fatto praticamente il secondo tempo poche rotazioni, abbiamo tenuto botta bene e dopo alla fine la voglia di vincere, ci siamo buttati via l'ultimo mese di stress che abbiamo avuto, hanno buttato tutti in campo. Abbiamo dominato anche a rimbalzo nonostante il primo tempo abbiamo subito qualcosina, però il terzo e quarto quarto Campiello, Daniele, soprattutto D'Andrea e Andrea House veramente hanno fatto, mi sembra, tutti e tre in doppia cifra, sopra i 15 punti, vuol dire che veramente abbiamo dominato. Avevamo impostato per dare la partita palla dentro e marcare Lazzaro, che effettivamente ci ha fatto male i primi due quarti. Terzo e quarto sono calate per fortuna le loro percentuali, noi abbiamo difeso meglio, abbiamo preso fiducia. Il quarto sono stati semplicemente fantastici perché non abbiamo sbagliato una difesa e non abbiamo sbagliato un attacco, nonostante ci ha alternato spesso la zona, non ci siamo mai disuniti. Quindi veramente un bravi a questi ragazzi qua che nonostante mille difficoltà si allenano e abbiamo fatto veramente una prestazione super. Sabato andiamo a Cividale su un campo in teoria proibitivo, però c'è la voglia di giocarsela. Sì, io ho detto ai ragazzi, questa qua è troppo importante per non vincerla, dobbiamo andare a Cividale, adesso siamo sereni, tranquilli e soprattutto con la voglia di giocarla ancora, perché possiamo, con la carica emotiva che abbiamo messo dentro stasera, penso possiamo giocarla. Abbiamo visto che siamo a livelli di queste squadre di alta classifica, penso che il campionato sia abbastanza livellato, quindi io confido che nella squadra continui a crescere e che mettiamo sempre un mattoncino alla volta, soprattutto a livello di fiducia. E adesso spiegherò ai ragazzi che la fisicità che troviamo è questa, quindi abbiamo tutte mani addosso, usciamo dai blocchi, sembro sempre al limite del fallo che magari non chiamano, e dobbiamo abituarci a questo regime fisico di pallacanestro. Tutto qua. Ecco, dove secondo te possiamo ancora migliorare? Dove ci sono margini di miglioramento? Noi facciamo dei minuti super e dopo 2-3 minuti per colpa di Scatolin che è il playmaker. No, mi spiace per Edo, ma Edo l'intervallo l'ho massacrato, però abbiamo dei cali di gestione, cioè S più 8, i primi due quarti eravamo più 8, più 7 un paio di volte, ci siamo fatti recuperare perché abbiamo forzato delle situazioni, cioè magari andare sempre in contropiede paga perché fai il break, però dopo bisogna imparare a gestire quelle situazioni lì perché abbiamo preso dei contro break banali e quindi quelle lì sono le situazioni che dovremo lavorare in settimana. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie.